Abbiamo appena terminato la riunione in comune a Borca di Cadore, convocata dal prefetto di Belluno, per cercare di capire cosa succederà nelle prossime ore. Allora, innanzitutto domani proseguirà la pulizia della viabilità principale e anche di quella comunale, con l'obiettivo di riaprire la strada statale 51 di Alemagna dopodomani, quindi da giovedì mattina. Quindi per domani tutta la giornata continueranno le operazioni di sgombero e pulizia, grazie anche all'intervento dei vigili del fuoco, dei volontari della protezione civile che sono qui in massa. Sono stati definiti ruoli, compiti e procedure per le prossime ore. Il sindaco, su indicazione dei vigili del fuoco, provvederà a fare uno sgombero temporaneo di alcune abitazioni a scopo precauzionale, e poi le condizioni meteo che ci sono in queste ore ci consentono di poter lavorare in maniera abbastanza tranquilla. Ovviamente l'obiettivo è quello di ripristinare la situazione e mettere in sicurezza il territorio nel più breve tempo possibile.